È giusto che la città e i tifosi sappiano come sono andati realmente i fatti. Esordisce così Salvatore Vullo, l'allenatore ed ex giocatore di Serie A di Favara, chiamato dalla società Acragas per subentrare all'Ello di Napoli, esonerato a seguito dell'ultima ennesima sconfitta. La retrocessione, stando alle umane cose, è inevitabile, ma serve un allenatore ed ecco che già da un mese prima Caponnetto e Perrussello hanno chiesto l'intervento di Vullo. Ma alle parole non sono seguiti i fatti, non è stato formalizzato nulla, perché dopo giorni di silenzio ed attesa Salvatore Vullo vuole fare dei chiarimenti, puntualizzare prima di tutto di essere amico e tifoso dell'Acragas. Alla società spiega non ho chiesto soldi ma solamente dignità professionale e personale. Intendo essere nelle condizioni di stimolare la squadra con un minimo di programmazione nel futuro, nel rispetto della tifoseria, della società e di me stesso. Ciò significa che occorre un minimo di progettualità. Ed infatti rivestire il ruolo dell'allenatore biancazzurro per 2 mesi equivale a scrivere nel curriculum allenatore di una squadra retrocessa e poi il prossimo anno vedere la squadra in una categoria inferiore allenata da un'altra persona che sottolinei come verosimilmente era tutto sbagliato e tutto da cambiare. Gli errori non possono pesare su chi allenerà la squadra per questi 2 mesi. Salvatore Vullo ha il coraggio di affrontare questa crisi che è anche societaria, ma spiega: per lavorare con i giocatori e lavorare bene occorre che ci sia un futuro ed è per questo conclude che se nei prossimi giorni la società ripenserà alle mie richieste e garantirà un minimo di continuità, io resto a disposizione.